Potrebbe arrivare uno spiraglio di luce nel dramma causato dal coronavirus nelle case di riposo, dove la situazione sembra essersi avviata verso una normalizzazione. L'area dell'U7 pedemontana è quella con la percentuale di mortalità più bassa di tutto il Veneto, con un 8,2% che è di molto inferiore alla media regionale del 14,8% e addirittura quasi un quarto di quella nazionale. I 25 decessi di ospiti con coronavirus registrati nelle case di riposo negli ultimi 2 mesi vengono infatti messi in relazione con il numero di 276 ospiti positivi al Covid-19. A fornire un quadro molto preciso della situazione è l'assessore Lanzarin. Rispetto alle 330 strutture che sono state appunto oggetto di screening di massa, oggi il dato che noi abbiamo, vi do il dato complessivo abbiamo 2.154 persone positive tra gli ospiti che sono pari al 6,4%, quindi il dato è attestato come quello dell'ultima volta. Rispetto alla totalità degli operatori abbiamo 1.003 operatori positivi. La maggior parte delle strutture in Veneto presenta quindi una situazione senza casi. È una fotografia che chiaramente mette in evidenza come la maggior parte delle strutture sono strutture fortunatamente oggi che non hanno casi. Questo non vuol dire assolutamente abbassare la guardia, ma vuol dire continuare con il piano di sanità pubblica.